Eccoci qua amici, benvenuti a questo nuovo oroscopo della nuova settimana che va dall'11 al 17 gennaio 2021, sperando che questa sia una settimana migliore diciamo delle altre e che intraprendiamo un cammino sempre migliore per combattere questa pandemia. Veramente, veramente ve lo auguro con tutto il mio cuore. Bene, allora si prepara ad avviarsi una nuova settimana di questo nuovo anno, quella che va dall'11 al 17 gennaio. Questo nuovo periodo sarà sicuramente molto interessante per tanti segni zodiacali, perché porterà spensieratezza e un bel equilibrio, meglio un nuovo equilibrio. Qualcun altro dovrà fare invece un po' di fatica in più per godersi bene le giornate. Non è uguale per tutti questa settimana, questo periodo. Sicuramente per molti questa sarà una settimana fantastica con il partner, quindi voi che avete un partner, passerete una favolosa giornata insieme al vostro partner, piena dei bei momenti e piena di bei momenti sentimentali. Eppure gratificazione a livello lavorativo, però, e ci saranno anche delle gratificazioni. Altri invece dovranno fare i conti con i problemi di coppia e i disagi sul posto di lavoro. Che dire, cerchiamo di entrare un po' di più nel merito dell'oroscopo di questa settimana per capire che cosa succederà a tutti i segni zodiacali secondo le stelle. Per i segni d'acqua questi saranno giorni interessanti, soprattutto dal punto di vista professionale. Qualche problemino in più ci sarà in amore dove le relazioni non vivranno un periodo al top. La settimana dei segni di fuoco sarà invece un po' da piena di pazienza, se vogliamo dire così, sia nei rapporti che nei progetti di lavoro. Le stelle dei segni di terra, invece, dicono che questa sarà una settimana con umore forte e delle energie decisamente interessanti sotto ogni punto di vista. Per i segni d'aria, l'oroscopo ci dice che l'umore non sarà dei migliori e questo potrebbe facilmente influenzare molti aspetti. Bisognerà fare attenzione, ma di certo non perdere l'ottimismo e questo vale anche per tutti gli altri segni dello zodiaco. Abbiamo quindi visto che per molti segni questa sarà una settimana entusiasmante ed incoraggiante per quanto riguarda i sentimenti, ma anche i compiti di lavoro. Al contrario, per altri non sarà proprio la stessa cosa. Qualche malumore e disagio si farà sentire. A questo punto andiamo allora a vedere in maniera molto più dettagliata quello che dicono le stelle per tutti i segni zodiacali per questa settimana che va dall'11 al 17 gennaio 2021. Allora, capiamone subito qualcosa di più per capire che cosa fare in questi giorni del primo mese dell'anno nuovo. Partiamo col segno dell'Ariete. Allora, l'Ariete in amore, questa non sarà una settimana particolarmente ricca di grandi novità in amore.
Tutto dovrebbe filare piuttosto liscio nei rapporti, ma sicuramente bisognerà tenere gli occhi aperti rispetto a determinate situazioni. Forse dovreste riflettere un po' di più riguardo a certe questioni con il partner per evitare di commettere degli errori, quindi cercate di essere più determinati, cercate di capire di più il vostro partner in questo periodo, quindi non fate da padrone. Ok? Sul lavoro attenzione ai progetti professionali perché probabilmente ci sarà bisogno di una maggiore cura. Dovrete guardare anche alle piccole cose per poter intraprendere l'obiettivo senza problemi. Ogni piccolo dettaglio ha sempre la sua importanza. E andiamo col toro. Il segno del toro in amore in questi giorni sarete energici anche se questo potrebbe costarvi qualche piccolo sforzo. Se si ha un partner al proprio fianco o una famiglia alle spalle, il discorso sarà più ampio. Bisognerà fare quindi attenzione e impegnarsi per raggiungere un equilibrio di coppia, una generale armonia che vi permetta di vivere al meglio la settimana. Quindi impegnatevi di più. Sul lavoro l'energia non mancherà nemmeno sul posto di lavoro, se ce l'avete, e probabilmente sarà il caso di sfruttare la situazione. In questo senso potrebbero esserci delle novità e magari dei cambiamenti in vista. E andiamo per i gemellini, vediamo i gemelli cosa combineranno questa settimana, allora, vediamo un po'. Per i gemelli in amore questi giorni l'umore sarà un po' a terra, ahimè, sono anche io un gemellino, devo fare attenzione. E anche le energie non vi faranno essere al vostro massimo. La cosa potrebbe scoraggiarvi, ma in amore tutto dovrebbe proseguire bene, anzi molto bene per voi. Non ci saranno grandi novità sotto il punto di vista dei sentimenti di coppia, ma potrete godervi un equilibrio settimanale con il vostro partner. Quindi, in fondo, non sarà poi una settimana così brutta. Pensavo di peggio. Sul lavoro invece dovrete ricercare un po' di forza per impegnarvi e raggiungere risultati gratificanti. Alcuni compiti non saranno troppo semplici e potreste non riuscire a determinare tutto quello che dovete fare. Il cancro, questo segno un po', io lo chiamo un po' saltarello. In amore saranno giorni abbastanza pessimisti per le relazioni di coppia e l'amore in generale. Con il partner potrebbero esserci un po' di problemi e non riuscirete ad essere chiari nei vostri discorsi, non vi fate capire. Fatevi capire di più dal vostro compagno, se no succederanno dei disguidi questa settimana. Dovrete fare molta attenzione a come deciderete di porvi, ma soprattutto a quello che direte. L'atteggiamento giusto sarà un aspetto fondamentale, ok? Non dovete agire da possessivi, siate liberi mentalmente, la libertà è amore. Sul lavoro invece, sul posto di lavoro, la situazione è un po' più serena, ma sarà anche importante curare un po' di più la parola, i discorsi. Impegnarsi sempre e comunque è la base, ricordatelo.
Andiamo con il leone. Il leone in amore questa settimana del mese di gennaio farete un po' fatica a prendere posizione e forse decidere di attendere ancora. Probabilmente questo sarà il giusto passo da fare perché la pazienza sarà importante. Meglio non correre troppo con i sentimenti e con i progetti di coppia con il partner. Questo vale soprattutto per quelle persone che si sono conosciute da poco tempo. Sul lavoro, invece, se avete dei progetti professionali in mente, dovrete ragionare bene prima di mettere in pratica tutte le idee e le energie possibili. La riflessione e la calma vi aiuteranno a non commettere errori. Ricordatelo. E andiamo con la Vergine. La Vergine in amore la settimana proseguirà in maniera abbastanza tranquilla, stabile per le coppie, ma presto le cose cambieranno. A partire da sabato, attenzione per voi della Vergine, a partire da sabato potrebbero esserci un po' di disagi con il vostro partner. Occhi aperti perché le delusioni saranno alla porta, le discussioni saranno dietro l'angolo e potreste finire con il litigare seriamente. Se lo volete e ci tenete veramente, potrete facilmente risolvere. Pensateci bene, usare la calma, la dolcezza e le coccole. Nel lavoro saranno giorni non troppo entusiasmanti perché non arriveranno grandi soddisfazioni e gratificazioni. Potrete attendere un momento migliore per godervi finalmente il raggiungimento dei vostri obiettivi di lavoro. E adesso andiamo a scoprire la bilancia. La bilancia in amore ci saranno pensieri per la testa e preoccupazione nell'aria. Il caos si farà sentire in questi giorni del primo mese dell'anno nuovo di questo nuovo anno e voi potrete risentirne un po'. Potrebbe rivelarsi una settimana piuttosto complicata, dove difficilmente troverete le forze per affrontare qualche piccolo ostacolo. Ogni cosa vi apparirà difficile e non avrete una grande voglia e ottimismo. Che dire, per voi della bilancia è settimana un po' complicata. Occhi bene aperti. Sul lavoro le idee non saranno chiarissime e difficilmente sarete in grado di cogliere al volo le buone occasioni. Occhi aperti e più positività, anche in questo caso. Lo Scorpione. Lo Scorpione invece in amore, che bella questa nuova settimana del mese per i nati sotto questo segno, che non sono innamorati e hanno una persona speciale al proprio fianco. Beato voi. Riuscite a dedicare tempo e cura al rapporto col partner. Non mancheranno le belle emozioni, la complicità e la passione di coppia. Saranno dei giorni tutti da godersi e vivere al massimo della felicità con la propria dolce metà. Che dire, sul lavoro invece l'umore sarà buono, eppure in questi giorni sarete concentrati soprattutto sulla vostra sfera intima. Non per questo motivo dovrete sottovalutare o dimenticare gli impegni professionali, prima il dovere e poi il piacere, chiaro. Sagittario. Allora, il Sagittario in amore, poche energie per questo periodo del mese, ma tanto per il vostro umore sarà piuttosto basso. Deciderete di prendervi un po' di tempo per voi, per riflettere, per capire e trarre delle buone conclusioni.
Vorrete vivere un po' in solitudine, ma sarà importante non trascurare il rapporto d'amore. Il vostro partner potrà soltanto aiutarvi a ritrovare la giusta serenità. Quindi cercate di vivere questo rapporto con molta elasticità, senza troppi sottofugi, senza troppe complicazioni. Sul lavoro invece questa mancanza di forze e di ottimismo sicuramente non vi porterà grandi vantaggi sul lavoro. Poca concentrazione per questa settimana. Raggruppate le uniche energie positive che le stelle vi offriranno questa settimana. E andiamo con il Capricorno. Beh, il Capricorno questa settimana, se siete impegnati in una relazione amorosa, questa è la settimana perfetta per godersi i sentimenti. Il rapporto col partner sarà armonioso e pieno di complicità e passione. Saranno insomma dei giorni intensi per gli innamorati, ma pure per chi ha fatto un nuovo incontro speciale da poco tempo. Vi capirete al volo con la persona che avete al vostro fianco. Ottimi momenti, fantastici. Sul lavoro non aspettatevi grosse novità per questo periodo dell'anno, ma l'umore non sarà affatto male e vi aiuterà ad affrontare sfide nuove e ostacoli. E andiamo con l'Acquario. L'Acquario invece, in amore col partner saranno dei giorni tranquilli e sereni, finalmente. Non ci saranno cambiamenti che metteranno in crisi la coppia e entusiasmeranno in maniera particolare gli innamorati. Sicuramente sarà una settimana leggera, ma non per questo negativa. Potrete godervela senza problemi, quindi in fondo per voi dell'Acquario questa sarà una splendida settimana, favolosa direi. Sul lavoro invece con gli impegni e i progetti professionali le cose andranno benissimo. Se siete in cerca di un nuovo percorso lavorativo, le buone opportunità non mancheranno. Probabilmente avrete anche molti più compiti da svolgere, quindi occhio e attenzione. E infine il segno dei pesci. I pesci in amore agirete molto seguendo il vostro istinto e difficilmente vi deluderà in questa settimana di gennaio. Con il partner le faccende di cuore andranno bene, saprete come muovervi, non saranno giorni pieni di novità per i rapporti amorosi, eppure sarà un periodo tranquillo, abbastanza tranquillo. A tratti però vi sembrerà addirittura quasi piatto. Sul lavoro invece avrete un certo fiuto per i progetti e per le opportunità professionali. Questo aspetto vi aiuterà veramente tanto ad impegnarvi sul posto di lavoro per raggiungere in maniera più concreta il vostro obiettivo e i vostri sogni nel cassetto. Bene, così abbiamo concluso anche l'oroscopo di questa settimana che va dall'11 al 17 di gennaio 2021. Io vi ricordo sempre per le consulenze, per le mie consulenze nel privato potete contattarmi al numero di telefono che vedete nello scrollo e non dimenticate di cliccare sul link qui sotto al video dei miei blog per scoprire molte cose interessanti. Va bene? Io vi rinnovo i miei più sinceri auguri di una buona settimana. Noi ci sentiremo per la prossima settimana e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi. Buona settimana a tutti.